Un'importante tappa in Valtellina si parte da Morbegno. Una tappa importante nella messa a terra della riforma che potenzia la sanità territoriale. Qua a Morbegno questa mattina abbiamo inaugurato l'ampliamento dell'hospice che aggiunge 7 posti ai 7 attuali. Grazie a Cancro Primo Aiuto e a Iperal abbiamo tagliato il nastro per l'ospedale di comunità che qua a Morbegno prevede 15 posti letto. Ci auguriamo a brevissimo di poter avere gli infermieri, gli OS, i fisioterapisti, le persone che sono necessarie per questo importante presidio che sicuramente ha l'obiettivo di alleggerire la pressione sugli ospedali e dare sollievo alle famiglie per quelle degenze di breve durata e di bassa complessità che non hanno necessità dell'ospedale ma che comunque hanno appunto necessità ancora di cure. Qui c'è anche un'unità importante di cure palliative, quindi con cure fatte a domicilio, un presidio sanitario importante per tutto il territorio. Un ringraziamento a tutti i sindaci che collaborano nei loro territori per questa integrazione sociosanitaria e assistenziale che è una delle colonne portanti di questo potenziamento della sanità territoriale. Prosegue la tappa valtellinese, ci troviamo a Bormio, importanti investimenti da parte della Regione in tutta la Valtellina. Sì, la Regione nel biennio 2019-2021 ha stanziato 160 milioni di euro per la Valtellina. Di questi 25 sono già stati impegnati, gli altri verranno impegnati tra Sondrio con una 80 di milioni, Sondalo con una 40 di milioni e Chiavenna con una 10 di milioni. A questi si aggiungono 25 milioni per le case di comunità e gli ospedali di comunità, altri 6 milioni per le grandi apparecchiature, quindi le TAC, le risonanze magnetiche, gli acceleratori lineari, quindi tutte le apparecchiature di ultima generazione, e a questi si aggiungono altri 6 milioni per la digitalizzazione che in queste aree è estremamente importante anche per collegare aree dove la popolazione non è condensata in un'unica area. Abbiamo nei primi 100 giorni del 2022 abbiamo un incremento sia di prestazioni ambulatoriali che di ricoveri che va dal 130% in più al 179% in più, a dimostrazione che l'impegno di Regione Lombardia per la Valtellina e per Sondalo è un impegno molto concreto.